non conformemente stiamo assistendo a un autunno un po' precoce, qui in Sardegna, ma intanto vi diamo bentornati. Non conforme, calano le piogge a nostro avviso un po' troppo presto perché vorremmo ancora un po' di caldo, il tepore estivo, però intanto le idee continuano a circolare nonostante il tempo, ci dispiace un po' di mare mi è fatto comodo, ma non importa, siamo sempre qua. Perché siamo qua anche oggi? Intanto per dare il bentornato a un amico che ci torna a trovare in questo nostro appuntamento di canale di Radio Ascolto Live, che è appunto Fabio Conditi, un esperto. Fabio, intanto bentornato. Ciao Gabriele e salve a tutti i tuoi ascoltatori. Bentornato a Non Conforme. Come avete capito è una puntata che parlerà di economia, ma non solo, di economia, di idee e di strategie e anche di cialtronate più o meno manifeste del potere. Col contributo di Fabio andiamo a smascherarle senza problemi. Parliamo quindi di economia, ma anche di novità e anche di strani ritorni, o di funesti ritorni, o forse anche di nessun ritorno, perché forse non se n'è mai andato, di personaggi e di sistemi che vorrebbero cercare, di fingere un cambiamento, quando in realtà è l'ennesima dimostrazione che il potere, mimetizzandosi comunque, mostra quantomeno al pubblico la solita faccia, salvo essere sputtanato poi dalla concretezza delle idee che poi vengono messe in esame. Comunque, è venuto in mente, Gabriele, che l'assassino torna sempre sul luogo del delitto. Perfetta, direi, non potevamo Questa fare è proprio altro. Perfetta, mi è venuta in mente mentre che parlavi, perché in effetti assolutamente sì. In questo caso l'assassino, quello che ha combinato quando era Presidente del Consiglio, esatto, e l'argomento su cui torna a parlare, quindi devo dire che è un assassino che torna sul lodo del delitto. Esattamente, in questo avete capito voi che ci seguite che l'assassino in questo caso è il nonno banchiere, l'amico del popolo Mario Draghi, e il luogo del diritto è l'Europa. Allora, chi ha una memoria non corrotta dai mezzi di informazione, chi non ha una memoria intermittente, si ricorderà degli spettacoli spettacolari esploit di Mario Draghi come Presidente del Consiglio, prima ancora come Presidente della Banca Centrale Europea, ma non interessa come Presidente del Consiglio. Mister, se non ti ammali e muori. Mister, volete la pace e il condizionatore, e altre simpatiche, burlette che ci sono costate salute. Mister, la cosa più importante, io sono contro la cedibilità dei crediti. Esatto, questa è la più tecnica, però la lascia agli esperti come Fabio, come te Fabio in questo caso. Volevo essere più, più strillone, però sei stato molto più tecnico di me e ovviamente l'esperto qui sei tu, quindi ovviamente io semplicemente mi rifacevo alle solite, alle uscite più clamorose, però effettivamente anche questa è più essendo famosa, molto più tecnica. Quindi tutte queste cose, caro Mario Draghi, ci ha insegnato ad apprezzarle, come uscite, da buon comunicatore qual è, fin quando, dopo la scoppola rimediata, come nel tentativo di diventare Presidente della Repubblica, a un certo punto il caro Mario ha deciso di far perdere le proprie tracce e quindi è diventato un po' una specie di ectoplasma, no? Una figura evanescente che andava e veniva, si sospettava avesse intenzione di scoprire quale ruolo, stava facendo questo, stava facendo quell'altro, però niente di particolare, fin quando ha deciso di pubblicare, di rendere noto, di presentare alla Commissione europea, molto Commissione, pochissimo europea, la sua ultima fatica letteraria, che si concreta in un dossier agevole da leggere, 400 pagine, cosa vuoi che sia, una lettura agevole, una cosa che si divora in una notte, dove si propongono nuove strategie, nuove ricette per salvare l'Unione Europea. Allora, e questo ci ha fatto drizzare le orecchie, perché ci sono elementi molto noti a quelli che usano il cervello e cercano di capire quali sono le strategie economiche e politiche di questa sciagurata Unione Europea, quindi ricette fin troppo disprezzabili, e poi qualche strana trovata che di liberista ha ben poco. Però a questo punto io ho chiesto il contributo di Fabio proprio per poter parlare in maniera più tecnica, specifica, dettagliata e più chiara possibile del documento, in modo tale da capire cosa veramente vogliono cercare di scodellarci e se questa cosa avrà veramente una presa sulle politiche dell'Unione Europea. Quindi lascio la parola a Fabio Conditi, che ci illuminerà alla grande. Prego. Allora, facciamo una premessa, se vogliamo dare proprio un quadro completo di questa cosa, completiamo le dichiarazioni che Mario Draghi aveva fatto come Presidente del Consiglio
con una considerazione. Lui è stato mandato appositamente in Italia a fare il Presidente del Consiglio dopo che il governo Conte aveva fatto il super bonus, aveva inventato il credito d'imposta cedibile, ovviamente sollecitato e suggerito da noi da tanti anni, e con questo strumento, quello del credito d'imposta cedibile, praticamente aveva rimesso in piedi l'Italia, perché giustamente c'è stata una crescita economica notevole, più alta addirittura della Germania nel 2020, e quindi questa cosa, il fatto che lo Stato avrebbe potuto finanziare la spesa pubblica con un credito d'imposta cedibile che non paga interessi ai mercati finanziari, ha spaventato le famose elite, e quindi chiaramente le elite hanno mandato Mario Draghi in Italia a bloccare tutto, oltre che a fare quegli obblighi di quelle cose innominabili che poi abbiamo visto realizzare. Ma la cosa più importante era bloccare la cedibilità del credito. Lo ha detto e fatto, tant'è che quando ha finito l'incarico di Presidente del Consiglio è stato premiato a New York dalle famose elite finanziarie, dai grandi banchieri internazionali, come uomo dell'anno. Quindi significa che aveva svolto correttamente il compito che gli era stato assegnato. Cosa è successo? Che dopo di questa esperienza si è inabissato, nel senso che si è messo sotto la superficie come i sorbetriggibili, e gli è stato dato un incarico più di un anno fa, che lui ha svolto in un anno, quindi questo report è il frutto di un anno di lavoro, nel quale gli è stato dato proprio come compito di analizzare l'Unione Europea e di definire proposte, strategie per migliorare la situazione. Questo è il quadro in cui si inserisce questo famoso report. E se vuoi proviamo a fare un discorso generale su come è impostato proprio il report, se hai voglia proverei proprio a dipanare la matassa. Allora, il report inizia con una frase che io condivido tra l'altro, quindi la dico all'inizio per dire che ci sono anche cose condivisibili. I valori fondamentali dell'Europa sono prosperità, equità, libertà, pace e democrazia in un ambiente sostenibile. Io sfido chiunque a non essere d'accordo con un'enunciazione di questo genere, perché è un'enunciazione che è in linea con tutti quanti i valori, anche etici e morali che abbiamo su queste cose. Il problema qual è? È che poi nella sua disamina lui affronta il problema come l'affronta un neoliberista e soprattutto come l'affronta un banchiere. Quindi per lui questi valori fondamentali si raggiungono attraverso la produttività, l'aumento della produttività. Quindi dice espressamente nel documento che la produttività è una sfida essenziale per l'UE. Ora proviamo ad analizzare questo concetto, se permetti, Gabriele, perché è una cosa che la gente pensa che sia normale, che per raggiungere determinati valori si debba basare sulla produttività. In realtà non è così, e faccio qualche esempio. La produttività significa normalmente pagare meno i dipendenti, farli lavorare di più, perché questo aumenta la produttività, cioè quindi il costo per produrre un bene o un servizio. Ma questo significa ridurre le condizioni di vita, il benessere delle persone, quindi metterle in condizioni più di schiavitù che non di lavoro ottimale, quello che per la Costituzione dovrebbe raggiungere lo sviluppo della persona umana. Quindi la produttività aumentare la produttività non produce prosperità, equità, libertà e pace. Un altro indizio è che se la produttività la applichiamo a un'industria che produce armi, chiaramente questo non produce equità, libertà, pace e democrazia, perché le armi, come tu sai, producono guerre. Un'azienda che aumenta la produttività nel campo delle armi avrà tutto l'interesse a scatenare delle guerre quanto più ampie possibili, perché in questa maniera guadagnerà di più dalla vendita di queste armi. La produttività, ad esempio, aumenta quando le aziende, invece che preoccuparsi degli inquinamenti, scaricano tutte le loro schifezze nell'ambiente, eccetera. Ma in realtà questo non è una cosa che dà prosperità, equità, pace e libertà. Quindi basare tutte le analisi sulla produttività non ha alcun senso. È lo stesso errore che si fa quando le politiche economiche vengono valutate con il PIL
che come tu sai cresce quando ci sono i terremoti, quando ci sono gli incidenti stradali, quando ci sono le guerre, quando ci sono le alluvioni, le frane. Quindi il PIL non misura il benessere di una nazione, ma misura tutte le schifezze possibili e immaginabili, compresa la criminalità, la droga e via dicendo. Quindi già questa è un'impostazione neoliberista classica che noi dobbiamo smentire. Cioè, se vogliamo fare un report chiaro, bisogna che mettiamo a caratteri cubitali all'inizio di un qualsiasi report che l'obiettivo dell'economia è soddisfare i bisogni individuali e collettivi, cioè produrre benessere per la maggior parte delle persone, utilizzando ovviamente le risorse scarse che abbiamo. Questo manca nel report di Draghi, perché lui ha una visione prettamente neoliberista. Poi prosegue Draghi facendo un'analisi dicendo che l'UE sta crollando, cioè lui dice: se non facciamo delle politiche nuove che cerchino di aumentare la crescita economica, rischiamo che l'UE caschi definitivamente. Come dice il mio amico Galileo, io sarei anche contento, metterei la firma e questo accada. Però per Mario Draghi invece questa è una preoccupazione, gli hanno dato proprio l'incarico di risolvere questo problema e quindi lui dice: dobbiamo fare investimenti cospicui per aumentare la crescita economica e migliorare le condizioni di vita in Europa. Addirittura quantifica questi investimenti in un 750-800 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi annui, cioè ogni anno questa è la cifra che lui individua. Ovviamente il problema è: dove troviamo i soldi? Mario Draghi, che saprebbe benissimo come creare i soldi, perché lui l'ha fatto quando era Presidente della Banca Centrale Europea, quindi non avrebbe problemi ad individuare oggi come si creano. In realtà sta ben zitto su questo argomento e la sua soluzione del piffero, mi oserei dire, che è quella di fare strumenti di debito comune. Una cosa che tra l'altro la Germania si è subito, premurata di dire che non è d'accordo e che quindi questo piano praticamente è da mettere nel cesso e quindi va buttato via, perché il debito comune la Germania non lo vorrà mai fare e quindi è una soluzione che non ha alcun senso. Però qual è la novità vera che io ho scoperto in mezzo a queste 400 pagine? È che in realtà a un certo punto individua uno strumento che è il credito d'imposta, addirittura loda la cedibilità, la trasferibilità del credito d'imposta come di una soluzione utilizzabile in determinati ambiti. E questa è la novità in assoluto più grossa, perché colui che aveva bocciato la cedibilità del credito d'imposta in Italia, dando fuoco e fiamme, dichiarando ai 420 che non era d'accordo, in realtà scrive nero su bianco che in realtà è d'accordo. Ti leggo la frase perché vale la pena, di leggerla. Aspetta se la trovo. Certo, siamo qua. Dove A goderci l'uscita. Sì. Ci godiamo l'uscita, ci godiamo. Aspetta, l'ho persa. Sì, Non ce l'ho in questo documento. Comunque, cito a memoria, cioè lui dice che il credito d'imposta, se è trasferibile, diventa molto più appetibile e interessante per gli investitori, come è successo negli Stati Uniti. Perché la cosa buffa è che nel dare un riferimento, reale a questa cedibilità del credito, ha citato gli Stati Uniti che effettivamente l'hanno usata copiandolo da noi, ma non cita l'Italia dove lui invece li ha bocciati. Quindi è veramente strano che un personaggio così faccia una proposta di questo genere. Siccome io non credo che sia casuale questa cosa, ma ha una sua motivazione, probabilmente lui avrebbe voluto proporre solo soluzioni neoliberiste. Ma siccome, come diciamo noi da tanti anni e dimostriamo continuamente nei miei libri, nei miei corsi e in tutte le conferenze che faccio, le politiche neoliberiste non funzionano e quindi non sono utilizzabili per risolvere i problemi, a questo punto ha dovuto torto collo inserire almeno una soluzione che qualche risoluzione di problema la potrebbe perseguire. Anche se lui non avrebbe mai voluto inserire una roba del genere, perché è una logica di risoluzione di problemi attraverso la sovranità degli Stati.
certo. e permette agli stati di non dover essere ricattati dai mercati finanziari. Questo per dare il quadro un po' del report, e poi insomma se vuoi possiamo approfondire altre questioni. Insomma. Assolutamente sì, anche perché cosa fa Draghi? Oltre che proporre queste soluzioni neoliberiste, continua a proporre quelle che sono insomma le soluzioni alla maniera sua, le soluzioni insomma che sono in linea con desiderata delle elite globaliste, quindi si parla di guerra, di difesa comune, sostenibilità e altre bestemmie di questo tipo. Una siamo sempre lì, stiamo cercando comunque di proporre una soluzione tutto sommato allineata di quelle che sono i desiderata dell'Occidente nell'ambito di una creazione di contrapposizione tra blocchi, quindi fondamentalmente quello che vuole creare, quello che vuole contribuire a creare, al di là di questa trovata del credito, è quello comunque sia il tentativo, è un tentativo perché non è detto che poi questa cosa si realizzi e ci mancherebbe altro, è il tentativo di rafforzare un po' il discorso di un'Europa armata, ecco, armata e pronta, cose di questo tipo. Non so se mi sono discostato dall'analisi, ma penso di essere insomma in linea con... No, hai fatto bene ad accennare questa cosa perché è uno dei problemi di questo report, cioè il fatto che questi investimenti, secondo Mario Draghi, dovrebbero essere indirizzati e attraverso la follia del green che sostanzialmente da anni ci propinano come se il problema fosse la CO2 e tutto il resto, e quindi sappiamo già, insomma, ormai ne abbiamo parlato più volte, insomma, la CO2 non è un problema, non genera surriscaldamento, quindi chiaramente sono tutte balle che servono ad aumentare la speculazione finanziaria. Ma la seconda e più problematica proposta è quella di indirizzare buona parte di questi investimenti nella creazione di armi nuove di un esercito europeo in modo tale da prepararsi a eventualità, diciamo, di tipo di guerra. Ora, siccome noi sappiamo che la nostra Costituzione non prevede l'utilizzo della guerra come strumento di risoluzione delle problematiche, ma solo in casi difensivi, questo è un modo anche per bypassare la nostra Costituzione, perché trasferendo le decisioni a livello europeo ovviamente si bypassa la Costituzione e quindi il famoso articolo 11 che vieta diciamo all'Italia di partecipare a queste modalità. E quindi questo è veramente preoccupante perché purtroppo significa che le elite si stanno preparando o forse stanno incentivando, indirizzando gli Stati europei verso un clima di guerra, perché come tu sai le guerre sono fondamentalmente uno strumento di guadagno per l'elite pazzesco, sia perché permette di guadagnare sulla vendita delle armi, eccetera, sia perché generando debito per gli Stati e per i popoli si aumenta ovviamente l'incasso degli interessi da parte di questa gente, ma in ultimo dietro le guerre ci sono sempre gli speculatori immobiliari che sono pronti subito dopo la guerra a comprare terreni, città a basso prezzo per ricostruirle e quindi speculare su questa roba qua. È chiaro che Zelensky li incontra pure i rappresentanti di BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, Vanguard, quindi li incontra proprio per trattare con loro la ricostruzione in modo tale che questa gente possa seguitare a guadagnare, dopo che ha guadagnato tanti soldi con la vendita delle armi, possa investire quei guadagni nella ricostruzione e quindi guadagnare ulteriormente di più. Questo purtroppo è una amara verità, ma è così che succede, che il mondo va. Certamente, ovviamente, queste sono delle soluzioni, ma il fatto che voglia combinare, se combina degli elementi che sono ovviamente spietatamente neoliberisti e guerrafondai con degli elementi stranamente sovranisti e quasi diciamo così in controtendenza, è curioso. Ora, o è un Draghi in crisi di identità, non so dove andare a parare, se non so chi sono, non so cosa fare. Guarda, quando tu sai che le tue soluzioni non risolvono un problema e hai per le mani una soluzione che ti ha proposto il tuo nemico, che tu non vorresti usare, ma sai che è l'unica che funziona, torto collo la devi usare. Se stai affogando in mare, tu puoi anche non volere che tu lo salvi e lo porti in salvo, ma se lui ha solo quella ciambella che tu gli lanci, bisogna che a un certo punto si arrenda all'idea di utilizzarla. Quindi in realtà è un meccanismo molto classico, perché le buone idee, quando sono le uniche che funzionano, alla fine bisogna arrendersi all'idea che bisogna utilizzarle, insomma. È vero. Allora,
però chiedo scusa, ci mettiamo in una condizione particolare, un po' curiosa, perché questo dossier potrebbe essere fatto proprio dalla Commissione europea, potrebbe essere utilizzato come fonte di ispirazione, mettiamola così, ok? Dopodiché questo dossier in cosa si potrebbe tradurre, diciamo, in condizionali? Una serie di direttive che la Commissione decide di varare per cercare di adeguare gli Stati membri a questo genere di impostazione di strategia. Per cui ci ritroveremo, io parlo sempre per ipotesi, condizionale, potrebbe, sarebbe, ok? Ci potremmo trovare in una situazione in cui magari l'Unione Europea, la Commissione Europea vara delle direttive che vanno in questa direzione, quindi direzione magari del green più spietato e più stupido, direzione del finanziamento dell'industria bellica, quindi ancora più verso, diciamo così, un'Europa armata, e poi a un certo punto si vara una direttiva europea che favorisce il credito d'imposta cedibile, quindi è una cosa che va completamente a vantaggio degli singoli stati, ok? Perché giustamente incoraggia l'economia nazionale, cioè aiuta a stimolare l'economia nazionale di ogni singolo stato, no? E va in controtendenza con le direttive, diciamo così, come posso dire, sistematiche dell'Unione Europea. È un po' strano, cioè è una cosa apparentemente contraddittoria, forse sono io che la colgo così, No, no, magari. guarda, in realtà non c'è contraddizione, guarda, in realtà l'unica contraddizione che io individuo è con la narrazione mainstream del governo in Italia, perché il governo in Italia ha raccontato una tale quantità di colossali menzogne sul credito d'imposta cedibile che veramente se andasse avanti questo discorso si ritroverebbe in notevole imbarazzo, perché tu immagina, dopo aver distrutto e cancellato in Italia il credito d'imposta cedibile, Giorgetti, che è amico di Draghi e che vede Draghi come il suo mentore, si ritrova che il suo mentore gli dice che il credito d'imposta cedibile è uno strumento che funziona. Quindi tu immagina quello che succederebbe, è un cortocircuito. Ma Sì. in realtà le menzogne che hanno detto sul credito d'imposta cedibile sono veramente una cosa colossale e quindi prima o poi saranno smascherati dalla realtà. Quindi la realtà andrà avanti indipendentemente dalla volontà di questa gente. Il credito d'imposta cedibile è l'unico strumento che permette di risolvere i problemi che abbiamo. Quindi noi siamo come Matilde di Canossa, noi aspettiamo che arrivino tutti a Canossa. Diciamo sempre tra di noi che abbiamo attrezzato le panchine fuori del castello di Canossa. Questa è buona, questa è eccezionale. Oh, allora, parliamo un po' di, che stiamo parlando di Europa tutta l'ora, parliamo anche un po' di Europa per Europa, Stati europei. Allora, invertiamo il punto di vista, mettiamoci dal punto di vista degli Stati europei, delle nazioni europee. È capitato qualcosa che è interessante da poco in Germania, andiamo a commentare perché serve veramente. Insomma, la destra tedesca, chiamiamola sovranista, chiamatela come vi pare. Comunque, l'alternativa, cioè l'AfD, l'Alternative für Deutschland, ha deciso ha fatto un esploit importante in due importanti Länder tedeschi, ora, e ha parlato esplicitamente, forse in maniera provocatoria, forse per magari spostare dei voti, forse per creare un precedente che possa in qualche modo gettare nel panico l'establishment tedesco, di uscita dell'Unione Europea della Germania. Ora, noi non sappiamo se questa cosa arriverà o no. Io francamente me lo auguro, però sono solo io. Questo è un segnale che in Europa comunque le cose si stanno muovendo e che gli stati comunque sia sono in fermento, diversi stati sono in fermento dal punto di vista politico perché ma sopportano e stanno iniziando a rigettare in maniera importante le direttive europee, insomma le strategie europee. Da poco abbiamo avuto anche la famosa questione della direttiva Bolkestein che è stata in qualche modo dribblata all'italiana come al solito, hanno fatto un giochino di quelli tipicamente italiani, cioè siamo bravi a fare questo, rimandata al 2027, quindi come si diciamo noi in Sardegna in dialetto a scaresci, cioè la serie ci rivediamo in quel giorno lì. Tu mi Alle raccomando, calende greche. esattamente, alle calende greche, per cui già quello è stato un dribblare in maniera importante queste direttive europee. Il Green che comunque sia non sta funzionando e sta avendo rigettato in maniera importante in diversi stati europei, diverse nazioni stanno giocando da battitori liberi, vedi Ungheria, che secondo me se continua di questo passo tra un modo chiederà di aderire ai BRICS, secondo me succederà.
La Turchia ha già fatto domanda, anche se non è Europa. Tra poco segue qualche paese dell'Europa che si è rotto l'anima, quindi non è improbabile che ciò accada. Quindi un'Europa, diciamo, tutt'altro che unita, proprio ognuno sta iniziando a La pensare che nave va. sta affondando, Gabriele. Sì, questo è poco ma sicuro. Ora, ipotizziamo che ad un certo punto si comincia a parlare veramente di Dexit, così l'hanno chiamata, uscita della Germania dall'Unione Europea. Secondo te, Fabio, è Sì. una cosa possibile da un punto di vista politico ed economico in tempi brevi, in un futuro prossimo? Tu cosa annusi, ecco, dal punto di vista dell'umore degli Stati europei, di certi Stati europei? Guarda, io su questa cosa ormai ho scritto libri, ho fatto Sì, convegni, sì, quindi è una mia posizione molto chiara. Allora, c'è un problema di miopia o di ignoranza o di stupidità della maggior parte dei politici e dei commentatori su questa roba, perché la gente non capisce qual è realmente il problema all'interno dell'economia. La gente tende a scaricare sull'euro, sull'Unione Europea, problematiche che non necessariamente derivano da quel problema. La Germania sta avendo dei problemi per tutt'altri motivi che non per l'euro. Fino adesso l'euro è sempre stato il suo vantaggio per la Germania, il fatto che adesso le cose vadano male è molto semplicistico scaricarlo sull'euro, sull'Unione Europea. In realtà il motivo per cui va male è il solito motivo di cui noi parliamo da tantissimo anni, è il problema della moneta a debito, cioè quando tu in un sistema economico non è tanto l'euro che usi, ma tu usi una moneta creata esclusivamente dal sistema bancario, prestata e che gliela devi restituire con gli interessi, se gli interessi sono pressoché vicini allo zero, tutto sommato te la cavi, ma nel momento in cui gli interessi sono stati sparati in questi ultimi anni al 4 o 5%, tu capisci bene che la Germania, che ha un alto debito privato, perché la Germania ha un basso debito pubblico, ma ha un alto debito privato, tra l'altro alimentato dalle politiche che sono state fatte proprio durante la pandemia nel 2020, tu sai che il sistema del bancario pubblico, ne abbiamo parlato, della certo. Germania ha creato la bellezza di 820 miliardi nel 2020, ma sono miliardi creati ed immessi nel sistema economico attraverso i prestiti. Ora, le aziende che hanno ricevuto questi prestiti a tasso quasi vicino allo zero, oggi si trovano a pagare il 4-5%, non stanno in piedi, cioè il sistema del debito funziona un po' come i pescatori che dalla spiaggia lanciano le reti e poi le tirano a riva. È così che funziona. Lanciare le reti significa far fare nuovi prestiti alle aziende, poi quando tu aumenti il tasso di interesse tiri la rete e le aziende rimangono impigliate, cioè i pesci rimangono impigliati nella rete. È così che funziona da tantissimi anni. È un meccanismo proprio banale, se tu l'analizzi crudemente su questo meccanismo, perché poi rimangono impigliati i pesci che sono aziende, famiglie, rimangono impigliati tutti, ma questo è il meccanismo di funzionamento del sistema economico. Siccome però nessuno l'ha capito, cioè nonostante che facciamo i pesci dentro la rete, veniamo raccolti tutte le volte senza che ce ne accorgiamo, quindi veniamo pescati, in realtà nessuno si rende conto che questo è la vera anomalia del nostro sistema economico. E quindi chiaramente questo diventa un problema, quindi tutti i commentatori quando c'è la crisi si scagliano contro l'euro, contro l'Unione Europea, ma non è quello il problema è che dobbiamo avere la capacità, e qui torniamo alla rivoluzionaria presenza di quella frase nel report di Mario Draghi, perché il credito d'imposta cedibile è una moneta positiva, non è una moneta a debito. E quindi noi questa cosa l'abbiamo già spiegata tante volte, insomma, quindi c'è una differenza abissale tra un credito d'imposta cedibile e una moneta bancaria. Il credito d'imposta cedibile non genera debito, la moneta bancaria genera debito e pagamento degli interessi. Capisci che il sistema ha tutto un altro prosecuzione a seconda di quale strumento usi. La Germania, che non ha capito niente di che cosa sono i crediti d'imposta cedibili, nonostante che chi li ha inventati per la prima volta è stato Hitler con i famosi MEFO tra la prima e la seconda guerra mondiale, nonostante che loro hanno inventato i MEFO, non hanno capito come funzionano e quindi l'abbiamo capito noi e li abbiamo revisionati
per trasformarlo in un credito d'imposta cedibile. E quindi vedremo delle belle, cioè io sono molto soddisfatto, cioè è un'aria frizzante in giro. È abbastanza. Se mi si consente la parentesi per tornare al passato, visto che hai parlato di prestiti alle imprese del 2020, è lo stesso discorso che ha fatto Conte con i famosi ristori dati alle persone, ai lavoratori e alle aziende, salvo poi farsi ripagare in tasse quando si è trattato poi di cambiare registro. Un'altra fregatura solenne. Mi dispiace per le aziende, per quei 4 soldi, perché erano 4 spiccioli del cacchio, sono stati dati alle aziende e alle persone per cercare di tamponare l'enorme botta economica di quella accelerata gestione. Poi sono stati richiesti indietro in tasse, quindi con tanti saluti e buonasera alla generazione del debito. Quindi un'ulteriore figuraccia, un'ulteriore dimostrazione che comunque uno strumento buono poteva essere utilizzato in momenti non critici per poter generare più benessere nella popolazione. Non c'era bisogno di arrivare alle emergenze per capire che, come giustamente voi dite da anni, che il debito positivo si può fare senza problemi e che lo Stato, quando vuole, può farne quanto ne vuole, senza preoccuparsi di doversi poi preoccupare di ripagarlo in qualche modo. Quindi, Ma sai, facciamo un esempio per far capire alle persone di cosa stiamo parlando. Allora, supponiamo che io sono il capofamiglia, ho 4-5 figli che sono abbastanza ricchi, perché insomma, lo Stato italiano ha una popolazione molto ricca, che è fatta di ricchezza finanziaria tra le più grandi che ci sono al mondo, però il capofamiglia, quando ha bisogno di soldi, invece che prendere i soldi in prestito dai propri figli e quindi di remunerare loro e arricchire tutta la famiglia, prende i soldi in prestito da una banca esterna e quindi si indebita continuamente pagando sempre interessi e non uscendo mai dalla crisi. Ti sembra una roba possibile? Impossibilissimo, visto che lo stiamo facendo, quindi Sì, però come mai nessuno, a parte noi, da anni non mette in luce questo problema? Gli italiani hanno una ricchezza finanziaria di 5.200 miliardi di euro, quasi il doppio del nostro debito pubblico. Sì. E perché cacchio non usiamo quelli? Lo Stato, quando paga, Sì, tu lo ma sai che se lo per questo Stato... noi sei passato un attimo dalla connessione, stavi parlando di quello che abbiamo e che non stiamo usando, a cosa ti riferivi? La ricchezza finanziaria degli italiani sono Pronto? 5.200. Fabio Conti ci lascia per la connessione. Fabio, pronti? Io ti sento Pronti? bene. Fabio? Io Sei ti dei sento. nostri? Pronto? Fabio Io Conti ti ci lascia. sento. Sì. Sì, no, c'è stato un piccolo problema di connessione. Stai parlando di ciò che gli italiani hanno ma che non utilizzano, a cosa ti riferivi? La ricchezza finanziaria degli italiani sono Oh. 5.250 miliardi, che è quasi il doppio del nostro debito pubblico. Perché lo Stato italiano non fa dei prodotti finanziari per i nostri risparmiatori in modo tale da utilizzare il loro risparmio e non quello dei mercati finanziari? Esattamente, ottima domanda che devo porre a chi di competenze che magari avete Perché posto voi per anni a chi di competenze. perché curano più gli interessi dei mercati finanziari che non dei cittadini italiani, mettiamola così. Perfetto, quindi questo si lega anche al fatto che l'Italia comunque sia a livello di pressione fiscale negli stati, diciamo così, dove si continua a martellare in maniera incessante i cittadini, e magari anche le persone che hanno una piccola attività economica, che vogliono fare attività economiche con delle tasse allucinanti, che, come ci insegni tu, non fanno altro che drenare ricchezza, ma non per garantire servizi, no, ma per garantire semplicemente il benessere di un sistema finanziario che è malato per se stesso. Perché se le più tasse significassero più servizi, vivremmo in un paradiso. No, noi paghiamo le tasse e paghiamo anche i servizi, questa è l'assurdità a cui siamo arrivati. Esatto. Una volta le tasse servivano a non pagare i servizi, oggi paghiamo sia le tasse che i servizi. Ma non è mica possibile andare avanti così, cioè bisogna che ci svegliamo come italiani, insomma, basta. E questo è uno degli elementi peggiori. Il problema è sempre lo stesso. Oltre a proporre strumenti che, come giustamente avete fatto voi di moneta positiva per anni, siano in grado di poter generare debito positivo e quindi anche benessere attraverso comunque una moneta che non sia a debito, bisogna anche intervenire in maniera intelligente sulla fiscalità dello Stato e modificare, cambiare, riformare il sistema dell'imposizione delle tasse, in modo tale che sia, diciamo così, effettivamente progressivo, perché in questo modo non è più basso, soprattutto che vada a premiare chi decide di lavorare, di creare vero benessere, quindi benessere distribuito,
e che magari punisca e sanzioni chi in realtà elude, non tanto evade, perché quello che a molti non entra in testa, e mi dispiace, perché in effetti è un discorso mainstream popolaio, diciamo così, anche poco informato, è che quello che genera più diciamo così, ammanco nelle casse dello Stato non è tanto l'evasione fiscale, l'elusione fiscale, cioè i grandi gruppi finanziari, i grandi gruppi imprenditoriali che prendono i piedi e si mettono nelle sedi fiscali all'estero, in paradisi fiscali, e lì eludono, quindi non pagano, pagandole dall'altra parte, miliardi di tasse che potrebbero versare qua. Quindi è inutile stare a rompere le scatole ogni volta al pasticcere, al ristoratore, a quello che vende le cose online, a questo e a quell'altro. I veri problemi sono quelli dei grandi, che appunto perché sono grandi hanno anche il potere di fare pressione politica e di vedere che questi problemi vengono trattati nella maniera adeguata. È sempre il suo cavolo di problema, ecco. Forse spero di aver centrato Sono discussioni che sono disinformazione e distrazione di massa. Io lo dico sempre così, cioè la discussione sull'evasione fiscale è veramente una distrazione e divisione di massa. Serve a dare in pasto alla popolazione una discussione stupida che non ha alcun significato, quando invece i veri problemi sono altri, cioè noi dobbiamo pretendere che lo Stato utilizzi il potere che ha di creare il denaro per finanziare l'economia e quindi evitare che le tasse diventino l'unico strumento per finanziare la spesa pubblica. Non è così, non è mai stato. Le tasse servono a ridistribuire i redditi e a regolare la quantità di moneta in circolazione. Lo Stato si deve finanziare con la moneta che è capace di creare, anche oggi in presenza dell'euro. Dobbiamo smetterla con questa stupidaggine che lo Stato non c'ha i soldi. Lo Stato è l'unico che i soldi li può creare. Eh sì, ma è anche il discorso più chiaro del mondo, ma anche il discorso che si fa fatica a far capire alle persone che cosa Ma ce sono la faremo, legate. non è così. Sì. Non si No, fa per fatica. carità. Anche non dire ce la faremo. No, ti prego non dire ce la faremo, che se no poi si torna a tempi bui dove si diceva ce la faremo, ti ricordi i tempi bui del 2020? Per carità, usiamo questa frase. No, ce la faremo nel senso che è impossibile che non ce la facciamo. Ce la faremo di sicuro. Questo è diverso, è impossibile che non ce la facciamo, quindi prima o poi gli entra in testa questa cosa, anzi forse prima che poi. È un fiume in piena, guarda Gabriele, cioè una cosa che io mi sto rendendo conto, guarda, anni fa sembravamo gli unici, quando ci siamo conosciuti, quanta gente c'era che parlava di questi temi? Non c'era nessuno, cioè letteralmente. Eravamo gli unici a proporre queste cose inascoltati da tutte le parti. Eppure adesso sta cambiando il vento, cioè adesso il fatto che Mario Draghi abbia scritto nero su bianco in un suo paper di 400 pagine anche solo la parola credito d'imposta cedibile, secondo me è una roba rivoluzionaria. È come squarciare, aprire una fessura nel soffitto della caverna di Platone o nel soffitto di un teatro. Cioè, quando penetra la luce in un ambiente falso, la luce della verità dirada la nebbia, dirada il buio e permette alle persone di vedere qual è la vera verità. Sì, però questo è vero e sacrosanto. Poi bisogna anche fare entrare in testa alle persone il discorso che abbiamo fatto finora e che voi fate da anni, ovvero che la moneta si può creare, quindi piantarla di credere che lo Stato debba drenare il soldo dalla tassa e che possa soltanto, cioè che il soldo sia esaurimento e che le tasse siano l'unico modo, come dite voi, per creare, comunque per pagare le cose. Il denaro bisogna capirlo, farlo capire, è una creazione, è un'astrazione, è una cosa che è stata generata, è stata elaborata. Qui non è una cosa che in qualche modo, non so come, non è come l'oro, come l'argento, che può essercene poco, può essercene Però molto. ricordati Gabriele, io scrissi, non mi ricordo se nel primo o nel secondo libro, una frase che a me è rimasta sempre impressa. Quando tu hai un'idea nuova, prima ti dicono che non si può fare, poi ti dicono che si può fare ma non è utile, poi ti dicono l'avevo detto anch'io che si poteva fare. Allora, noi anni fa eravamo nella prima fase, cioè mi dicevano che è impossibile, lo Stato non può creare moneta. Poi hanno cominciato a dirmi, sì è vero che la può creare, però è meglio che non lo fa perché sennò si crea inflazione, tutta una serie di cose. Il fatto che oggi Mario Draghi dica, lo dicevo anch'io che era una buona idea,
Vedrai che lo seguiranno tutti come pecoroni. Ma magari sarebbe Quindi adesso anche Giorgetti farà gara con la Meloni a dire ma anche noi non eravamo contrari al credito d'imposta cedibile, ma figuriamoci. Infatti. Ma vedi, guarda, io li voglio vedere che si scannano a prendersi la paternità del credito d'imposta cedibile. Sarebbe veramente imbarazzante da questo punto di vista, però a quel punto sarebbe questa scoperta, guarda Gabriele, ti dico solo, io ho scritto l'articolo ieri su Scenari Economici, oggi questa è la terza intervista che faccio, ce n'ho un'altra con la radio alle 8:10 e domani ce n'è programmata un'altra, cioè si sono scagliati, cioè questa roba sta aprendo la testa a un sacco di gente. Io non ho capito perché in fondo non è successo niente, cioè è chiaro che il credito d'imposta cedibile ne parliamo da anni, però io ne parlo da anni ma nessuno mi ascoltava. Il fatto che l'abbia detto Mario Draghi incuriosisce tutti. Questo è interessante, ma io dico anche un'altra cosa, questo non so se lo sentirai in altre interviste, io mi spingo molto oltre, nel senso che qui a Radio Ascolto Live non ce ne frega niente, andiamo sempre oltre. Andiamo oltre, per l'eterogenesi dei fini, questa trovata di Draghi di citare il credito d'imposta cedibile potrebbe essere uno degli elementi che proprio potrebbe sfasciare l'Unione Europea, per il semplice fatto che molti potrebbero cogliere la palla al balzo e tornare a politiche monetarie nazionali in maniera più o meno l'assurdità, proprio tu hai parlato dell'eterogenesi dei fini, l'assurdità che lui l'ha inserita perché è una delle possibili soluzioni al problema dell'UE, ma in realtà è contemporaneamente anche quello che la farà distruggere l'UE, capito? Sì, quindi il paradosso è che come la metti male, cioè è come quando io sono un ingegnere strutturista, quando hai a che fare con un fabbricato che ha fessure da tutte le parti, delle volte noi diciamo è meglio demolirlo e rifarlo, perché è inutile mettersi le mani a ristrutturare un fabbricato di quel genere, comunque la metti male. E quindi l'UE è un po' così, è un fabbricato cresciuto male, con un sacco di crepe, che non sta in piedi e oggettivamente si fa fatica. Quindi il fatto che abbiano anche solo pronunciato una soluzione che noi diciamo da anni, ma che è in netto contrasto con l'Unione Europea, perché è una soluzione di Stato che utilizza la sovranità degli Stati e quindi non quella dell'Unione Europea, e chiaramente questa mette a rischio proprio l'idea complessiva, perché se ogni Stato si mette a finanziare le sue opere con il credito d'imposta cedibile, cosa succederà all'Europa? Esatto, è quello esattamente quello che dopo fa. Io prendo uno scatolone di popcorn e mi godo la scena. Saremo parecchi, per cui a quel punto io lo dico, Coca-Cola e popcorn, è come si fa il cinema. Io sono spinto perché intravedo proprio in questo una crepa enorme, un prossimo crollo dell'Unione Europea in questa trovata, quindi non vedo l'ora, sono pronto lì Guarda, adesso rassicuriamo anche i nostri ascoltatori, perché quando si parla di crollo dopo vengono... non alimentiamo paura. Può esserci anche una soluzione, che poi è quello che noi raccontiamo da tanti anni. Allora, quando facciamo un'ipotesi proprio concreta, cosa succede se l'Italia comincia a creare crediti d'imposta cedibili per finanziare la crescita economica? Fatta correttamente, fatta bene, quindi l'Italia cresce economicamente. Gli altri paesi vedono l'Italia che cresce con questo strumento, magari lo usano anche loro. Allora, che cosa succede all'Europa? Che il problema del debito non esiste più. Cioè non diventa più un problema, perché gli stati non si indebitano più verso i mercati finanziari, o quantomeno riducono notevolmente questo indebitamento, e cominciano a utilizzare degli strumenti che non sono debito e che si rivolgono direttamente alla propria economia. Quindi le economie tendono a ritrovare all'interno dei propri confini le risorse necessarie per andare avanti. Quindi tutta la narrazione mainstream dell'Unione Europea sulla sostenibilità del debito, sul debito, scompare tutto come neve al sole. Quindi ci potrebbe essere l'ipotesi molto più rassicurante che ognuno inizia un percorso, una strada indipendente dalle altre nazioni, ogni Stato, quindi l'Italia va in una direzione, la Germania in un'altra, eccetera, tutte direzioni che non gravano sugli altri paesi, ma che permettono a ogni paese di risolvere i propri problemi.
Questa sarebbe una visione positiva e ottimistica che mi permetto di lanciare, perché poi non è neanche improbabile. Delle volte accade che un piccolo cambiamento provochi una slavina, ma che cambia in positivo le cose, insomma. Quindi aspettiamo con i popcorn e vediamo quello che succede. Senza dubbio, infatti sono di questo parere. Questi cambiamenti sono appunto, per il discorso dell'eterogenesi dei fini citato prima, forieri di cambiamenti che poi alla fine sfuggono letteralmente al controllo dei controllori e mandano tutto in bacca, e questo per noi è una grossa conquista. Ma poi alla fine, se ci pensiamo bene, cioè l'Unione Europea che si ridimensiona, si sfascia, è semplicemente cambiare un regime politico per un altro regime politico, e poi le economie in qualche modo si organizzano uno per conto loro. Si torna al discorso, cioè molti fanno discorsi anche spesso influenzati dalla propaganda, discorsi apocalittici di questa crisi enorme che investirebbe l'Europa, tutti quanti col culo per terra, tutti impoveriti al massimo, crisi, guerre, eccetera, eccetera. No, non è necessariamente così. Che si tornerebbe. Vogliamo chiudere con una soluzione che mi sono dimenticato di dire, che se vuoi te la propongo, perché in questi giorni, riflettendo su questo report di Mario Draghi, mi è venuta in mente un'idea che noi diciamo da tanti anni, ma che ultimamente avevamo un po' abbandonato, che però in questo caso mi sento di riproporre una versione un pochino aggiornata e che fa capire quanto sia facile risolvere i problemi quando si ragiona in termini di sovranità monetaria. Tu sai che Mario Draghi, qual è stata la sua caratteristica? Lui è stato il primo banchiere centrale che ha individuato nel quantitative easing una misura fondamentale per far ripartire l'economia, i mercati finanziari e anche i debiti degli stati, perché indubbiamente quello strumento ha evitato il default dell'Italia. Sai, nel 2011 era stata la crisi del debito e quindi con il quantitative easing ha risolto un sacco di problemi. Cos'è stato il quantitative easing? Lui da un bilancio della Banca Centrale Europea di 1.000 miliardi è passato a un bilancio di 8.000 miliardi. Quei 7.000 miliardi dove li ha trovati? Li ha creati letteralmente dal nulla, quindi ha creato letteralmente 7.000 miliardi nuovi di zecca con i quali ha comprato i titoli degli stati, e quindi gli stati si sono stabilizzati, eccetera. Allora, la soluzione qual è? Partendo dal presupposto che i trattati europei vietano alla BCE di prestare soldi agli stati, quindi se gli stati devono fare questi investimenti, la BCE non può creare i soldi e darli direttamente agli stati, perché è vietato dall'articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Ma questo stesso articolo, che al primo comma vieta il prestito agli stati, al secondo comma permette il prestito alla banca pubblica. Quindi la soluzione geniale qual è? L'Italia prende la sua banca pubblica, che si chiama Medio Credito Centrale, proprietà 100% del Ministero dell'Economia, gli propone l'acquisto di 100 miliardi di titoli di Stato per fare questi benedetti investimenti. La banca pubblica compra questi titoli con i prestiti che gli dà la BCE, che sono tutti regolarmente fattibili in base a queste norme. In questa maniera praticamente la banca pubblica diventa prestatore d'ultima istanza, come la Banca d'Italia lo era ai tempi della lira. I trattati sono perfettamente in linea, la BCE fa il suo mestiere di finanziare, diciamo, l'economia reale invece che i mercati finanziari, e tutti sono felici e contenti. Senza dubbio, quindi è un'ottima soluzione. Per tornare al discorso che comunque sia, le cose si possono fare se siano le idee chiare e le strategie giuste, quindi in questo caso la strategia c'è, basta applicarla, quindi insomma, non si pone, quindi al di là di quello che si parla di propaganda, si possono cambiare le cose senza arrivare all'apocalissi di nessun tipo. Le cose si cambiano e poi Però c'è un problema, Gabriele, le cose cambiano quando la popolazione diventa consapevole, cioè finché noi come popolazione viviamo nella più totale ignoranza e inconsapevolezza di come funziona il sistema, la sovranità monetaria, la moneta e l'economia, la finanza, noi saremo facile preda di questi politici ignoranti, i quali proseguono ad abbindolarci con delle soluzioni
ridicole che non risolvono il problema ma addirittura aggravano il problema. Quindi quello che consiglio, se mi permetti di fare un po' di pubblicità alla nostra attività, io ho scritto 5 libri che si trovano su Amazon, ma è molto meglio trovarli sul nostro sito www.unmondopositivo.it, c'è una pagina proprio dedicata ai libri e quindi potete scegliere quelli che più vi aggradano, anche a bassissimo costo come gli ebook che praticamente quasi che li regaliamo. Ma poi c'è una novità che già ho cominciato la prima edizione di un corso di economia delle persone e dal 2 di ottobre ci sarà la seconda edizione di questo corso, che è un corso online in 12 lezioni, quindi è facile parteciparci da tutta l'Italia senza nessun problema. Addirittura se uno perde una delle 12 lezioni, siccome la registriamo e diventa disponibile sempre a quelli che sono iscritti al corso, uno può anche rivedersela con calma, studiarsela, eccetera. 12 lezioni da un'ora con 12 domande e risposte subito dopo, anche queste più o meno di un'ora. Stiamo parlando di quasi 24 ore di corso tra domande e sviluppo delle slide, che secondo me dovrebbero dare un minimo di preparazione completa su tutti questi temi. Quindi mi permetto di consigliarla, non tanto perché il corso lo facciamo noi, però è che se non aumentiamo la consapevolezza delle persone, la gente oggi ascolta queste cose, poi va a parlare con amici e parenti, alla prima obiezione non sono in grado di rispondere niente. Come facciamo a cambiare le cose in questa condizione? La gente deve essere consapevole, deve mettersi nella logica di studiarle anche queste cose, se no non cambiamo. Assolutamente sì, quindi informarsi, conoscere, studiare, prendere l'iniziativa, capire e anche moltissimo col contributo di persone come Fabio Conditi e tutti quelli come quelli che partecipano e hanno creato e gestiscono l'associazione Moneta Positiva. Quindi si stanno finalmente aprendo le porte ed è merito vostro che questa cosa, comunque, questa conoscenza si stia diffondendo in maniera importante. E anche il movimento culturale Un Mondo Positivo, perché noi abbiamo l'associazione Moneta Positiva, che però è molto tecnica e quindi chiaramente non è accessibile a tutti. Poi il movimento culturale Un Mondo Positivo è invece la versione più alla mano per tutti, più semplice. Quindi lì uno trova una visione dell'economia intanto un po' più allargata anche a temi di carattere filosofico, storico, eccetera, quindi non solo strettamente monetari, ma poi viene trattata in maniera molto più semplice in modo tale da arrivare ad essere accessibile a tutti. Lì si trovano i libri, i corsi e tutto il resto. E questo è il nostro obiettivo, quello di permettere che questa conoscenza si diffonda sempre di più. Comunque, siamo arrivati alla fine di questa bella chiacchierata, anche questa volta Fabio Conditi è stato iper chiaro e ci ha dato un'altra visione delle cose. No, assolutamente condiviso, sono sicuro, insomma, questa è chiarezza allo stato puro, è stato chiarissimo, come sotto ci ha dato questa visione, insomma, il più possibile ampia e comprensibile di questa vicenda che si sta evolvendo. Naturalmente tornerà qui a trovarci puntualmente per discutere le cose in evoluzione, perché noi siamo sempre lì attenti ogni volta che c'è questo argomento, un nodo particolare che riguarda la politica e l'economia, si va sempre a chiacchierare con Fabio di queste cose, quindi sarà molto più presente qui all'ascolto live con molto piacere. Detto questo, vi ricordo www.unmondopositivo.it, il momento culturale, poi ovviamente il sito dell'associazione Moneta Positiva, e poi tutte le varie presenze di Fabio Conditi sul web, su YouTube, le potete beccare, insomma, puntualmente, continuamente, è sempre molto presente ed è meglio così. Detto questo, ovviamente ricordo di seguire l'ascolto live, iscrivetevi al canale di YouTube, attivate le notifiche, poi abbiamo tutte le nostre piattaforme come Rumble, Facebook, Telegram, seguiteci. Finché duriamo, finché non ci censurano, ma stiamo resistendo bene, ce la stiamo cavando, quindi non ci stiamo arrendendo, e quindi alla grande siamo sotto traccia, perché magari diciamo che svicoliamo un pochettino, riusciamo a fargliela ogni tanto sotto al naso. Benissimo, detto questo, grazie ancora tantissimo a Fabio Conditi. Grazie a te Gabriele, grazie a tutti gli ascoltatori della pazienza. Puntata assolutamente, grazie a te per piacere. Puntata, insomma, non conforme, un'altra volta torna a trovarci, tornerà comunque puntualmente a proporci questi temi assolutamente fuori dagli schemi. Grazie ancora, alla prossima puntata. Ciao a tutti.